Buona giornata a tutti e benvenuti qui in Consiglio regionale nella sala dedicata a Oriana Fallaci, che è la sala dove vengono realizzate appunto le conferenze stampa. E qui oggi abbiamo un'occasione particolare che è quella di parlare di un bel progetto del nostro territorio, della provincia di Treviso, che coniuga visione, innovazione, comunità, crea insomma una sorta di relazione e una particolare relazione tra il mondo delle imprese, tra la nostra comunità e soprattutto i nostri giovani, i nostri studenti. Parliamo di D-Work Meet, lo vedete qui nell'immagine, Meeting Giovani e Imprese. È un evento che si è celebrato anche quest'anno, siamo alla seconda edizione e ho voluto portare alla conoscenza, all'attenzione della comunità veneta questo evento, o meglio questo progetto, perché poi non è semplicemente un evento che si celebra in qualche giornata, ma è proprio un progetto di relazione che mette appunto in contatto il mondo delle imprese e gli studenti. L'associazione trevigiana, nata a Oderzo, che si occupa e che ha portato avanti, che ha inventato insomma, questo modello, è DotMob, un'associazione che si è occupata e si occupa anche di altre attività, un'associazione culturale, che però a un certo punto decide di sviluppare nella propria attività, sempre in un'ottica di creare relazioni, di creare connessioni, un progetto tutto particolare. Del resto lo stesso nomen, i latini dicevano nomen omen, nel nome sta scritto il destino di una persona, si sono dati un bel nome, DotMob, che uno potrebbe dire cosa significa DotMob, però DotMob è una parola inglese, una combinazione di parole inglese, dot, punto, e mob, che potrebbe essere inteso come folla, movimento, io direi connessione, no? Quindi si mettono tanti punti in connessione, no? All'interno del nostro territorio. E questa associazione guidata da Francesco Momi, qui è presente anche la vicepresidente Laura Finotto, che ovviamente interverranno dopo di me, spiegheranno bene come nasce l'idea e quali sono gli obiettivi che si sono prefissati. Quello che per quanto mi riguarda come consigliere regionale, come rappresentante dell'istituzione del Veneto, dico questo. Allora, mettere in rapporto il mondo dell'impresa con i giovani e creare questo contatto, diciamo da anni noi ci lavoriamo con tante iniziative, Job Orienta, Veneto Lavoro, insomma i percorsi per favorire l'occupazione giovanile sono tanti, tenuto conto anche che siamo e viviamo in un periodo storico in cui soffriamo per esempio della problematica dei cosiddetti NEET, i giovani che non vanno né a scuola, che abbandonano magari la scuola e che non entrano nel mondo del lavoro e che rimangono quindi sospesi in questo limbo, e sono tutte persone che secondo me hanno delle potenzialità enormi, potrebbero avere delle opportunità enormi, ma magari non gli si è data quella occasione, quella opportunità, e non sono venuti magari a conoscenza di quello che sta magari succedendo vicino casa, nell'azienda vicino casa, nello studio professionale vicino casa, nell'attività artigianale che c'è a pochi passi dalla propria abitazione, rimangono chiusi. Ecco, lo scopo, secondo me, il grande obiettivo di questo progetto è proprio quello di far toccare con mano il nostro mondo imprenditoriale. Noi abbiamo un mondo imprenditoriale molto ricco in Veneto. In Veneto abbiamo oltre 420.000 imprese attive. 420.000 imprese attive. Quindi un'opportunità di crescita, di lavoro incredibile. Abbiamo, insomma, chiunque passa in una zona industriale trova fuori cercasi. C'è una richiesta di personale incredibile nel nostro territorio. E per contro abbiamo un sacco di giovani che potrebbero essere veramente coinvolti e attratti da questo mondo produttivo. In Veneto facciamo il 10% del prodotto interno lordo nazionale, siamo una regione che lavora, ma questa passione, questa dedizione al lavoro deve essere
ridefinita, riraccontata ai nostri giovani. Il mondo è cambiato, sta cambiando a vista d'occhio, e forse non ci si rende conto che abbiamo una classe di imprenditori molto attenti alla sostenibilità ambientale, molto attenti alla sostenibilità sociale. Permettetemi una parentesi molto breve: questo progetto, che verrà raccontato dopo e lo capirete magari più nei dettagli, è un tipico progetto a beneficio comune, quello che noi abbiamo definito in una legge di cui sono stato relatore l'anno scorso, che ha lo scopo appunto di mettere in contatto il mondo delle imprese con i progetti che mirano al welfare aziendale, che mirano al benessere della persona, che mirano a far crescere le persone professionalmente, che mirano a stare in un territorio che sia da un punto di vista ambientale sostenibile e che non crei danno, che mirano a creare nella comunità relazioni e far crescere non solo l'impresa ma la comunità stessa, perché non esiste un'impresa che cresce da sola senza una comunità che cresce al suo fianco insieme. E quindi adesso a novembre partirà anche questa piattaforma digitale dove le amministrazioni comunali potranno intercettare e concordare, insomma, con gli imprenditori questi percorsi, ed è un circolo virtuoso che tra l'altro è già in azione, è già in funzione, insomma. Sono tantissimi, e questo di oggi ne è un esempio, progetti che appunto guardano non solo al focus della propria azienda o dall'altra parte non solo al focus di fare attività sociale per i giovani o per la comunità, ma che integrano e mettono insieme le risorse, e mettendo insieme le risorse e facendo squadra sotto questo profilo, secondo me noi stiamo creando un modello economico veneto diverso, molto attrattivo, che può diventare e mantenere la competitività che noi abbiamo nel mondo, perché abbiamo imprese, e dopo le sentiremo raccontare, e avremo qualche rappresentante di imprese, di società che hanno collaborato a questo progetto, quanto sia importante essere attrattivi e costruire i lavoratori del domani, che garantiscono la sopravvivenza dell'impresa nel lungo periodo. Quindi oggi è una bella giornata, una bella occasione per parlare di un tema molto interessante. Spero che venga ripreso anche da un punto di vista della stampa e della comunicazione, perché quello che verrà raccontato oggi potrebbe essere un modello da replicare in tante altre aree territoriali del nostro Veneto e diventare veramente punto di eccellenza anche su questi temi. Ma per definire e cominciare a entrare un po' nel merito della questione, io invito Laura Finotto, vicepresidente di DotMob, che è l'associazione appunto che ha lanciato e portato avanti questa iniziativa, a cui cedo volentieri la parola, e vogliamo sentire proprio dalla viva voce di chi ha cominciato questo percorso a raccontarci questo progetto. Prego Laura. Intanto ringrazio il consigliere regionale Bet, che ci ha dato l'opportunità di essere qui e di poter raccontare il nostro progetto, dare visibilità alla nostra associazione e ai partner che lo appoggiano. La nostra associazione nasce nel 2012 e nasce proprio con l'idea da un incontro di imprenditori e di persone che si sono fatti una domanda: ma cos'è che conoscono i nostri ragazzi giovani del nostro territorio? E da qua siamo partiti con le nostre attività. Abbiamo voluto trasmettere intanto la nostra esperienza, perché appunto professionisti di vari settori, e appunto trasmettere le nostre conoscenze, la nostra storia, cercare di trasmettere le nostre conoscenze a ragazzi che magari stavano entrando nel mondo del lavoro o in un percorso di studi. L'associazione ha due progetti principali: un progetto che si chiama Turismo e Cultura, che è legato al borgo di Porto Buffolè, al borgo medievale di Porto Buffolè, ed è un progetto che è sempre in connessione con studenti che studiano su determinate aree. È un progetto che segue i musei del borgo e l'ufficio turistico del borgo.
Con questo progetto noi ci siamo conosciuti con l'amministrazione pubblica e ci siamo trovati subito in sintonia. E infatti Porto Buffolè è stato uno dei primi comuni, anzi il primo comune che ha creduto al secondo progetto che noi abbiamo sviluppato, che è appunto il progetto di Work, e che dentro alle sue attività ha di Work Meet. Quindi il nostro percorso dal 2012 è sempre cresciuto fino ad arrivare appunto alla prima edizione di The Work Meet e alla seconda edizione di The Work Meet. Io lascerei la parola a Francesco Momi, il presidente dell'associazione, che racconterà proprio nel dettaglio la storia di questo progetto. Grazie Laura. E allora sentiamo dalla viva voce del presidente, del giovane presidente di questa associazione, le prospettive. Grazie, mi aggiungo ai ringraziamenti di Laura per l'occasione che abbiamo oggi di presentare il nostro progetto in questa conferenza stampa. The Work Meet è nato all'interno di un progetto generale che si chiama The Work. La nostra associazione, in ogni caso, volevo dire anche due parole, crede molto a quella che è l'eredità culturale, alla cultura imprenditoriale e alla professionalità del territorio. Crede che ci sia la necessità di far comunicare due realtà che sono la realtà imprenditoriale e la realtà scolastica, in modo da poter condividere con i giovani i contenuti importanti che sono la nostra storia imprenditoriale e anche i passi verso il futuro che stiamo facendo come territorio, e dall'altra parte anche dare la possibilità agli studenti di non solo apprendere queste informazioni ma anche poi fare delle scelte consapevoli e anche oculate verso il loro futuro. Giusto per dare qualche numero sulle nostre attività, ne abbiamo fatte veramente tante. Siamo partiti appunto, come diceva Laura, nel 2012 con una serie di eventi musicali che sono diventati la rassegna Gaia Jazz Musica e Impresa, che è la nostra prima attività, e da lì con tutti i vari progetti abbiamo organizzato più di 100 eventi live con 81 workshop tematici, conferenze e convegni, esposizione d'arte con 75 partner di progetto, con una ventina di patrocini, per cui le attività che stiamo costruendo negli anni stanno avendo veramente un bacino da informare molto grande. Il progetto di Work, organizzato dall'associazione .mob, che come diceva Laura si occupa anche della parte turismo e cultura, è costituito da 3 macro progetti. Il primo, che è stato il progetto che ha dato vita un po' a tutto quanto, è Gaia Jazz Musica e Impresa. Il fatto di organizzare una rassegna musicale è stato il motivo anche per creare un punto di incontro diverso dal solito. Quindi è un aggregatore di persone in cui poi condividere i nostri contenuti, ma allo stesso tempo mettere in luce quelle che sono le professionalità del mondo dell'arte e dello spettacolo, e dall'altra parte anche il mondo dell'enologia e della gastronomia, che sono comunque dei pilastri del nostro territorio. All'interno noi abbiamo il direttore artistico della rassegna, che è Antonio Faraò, che è un pianista italiano riconosciuto in tutto il mondo e con cui creiamo ogni anno un programma in cui far ascoltare la musica indipendentemente dal genere, quindi vedere anche le varie professionalità che stanno dietro una rassegna, come si possono costruire. Abbiamo ampliato il nostro roster di progetti con Focus Ritratti d'impresa, che è una challenge fotografica realizzata fino al 2019, in cui prendevamo giovani fotografi non professionisti inseriti all'interno delle aziende in modo da poterne riprendere il cuore dei reparti produttivi, quindi anche quello che è il cuore pulsante stesso dell'azienda. In questo modo abbiamo invertito la conversazione che normalmente si ha quando si parla di imprese. Non è l'azienda che decide quanto all'interno puoi entrare, ma ti apre le porte e si apre completamente in modo da far vedere anche attraverso
l'occhio di giovani fotografi che non sono mai entrati in contatto con queste realtà, quello che può essere l'impresa vista appunto da un occhio non abituato a vedere sempre le solite macchine, i soliti processi ogni giorno. Siamo arrivati poi a The Work Meet, rispondendo a una necessità dei nostri partner, sia industriali e aziendali che i nostri partner scolastici, ovvero la necessità di far comunicare queste realtà, quindi mettere nello stesso punto di incontro le aziende, le scuole, la comunità, gli enti di categoria, le amministrazioni comunali, in modo da creare una rete virtuosa che potesse rispondere e più che altro soddisfare i bisogni di ora che abbiamo a livello aziendali. I protagonisti sono le aziende partner, sono gli istituti scolastici, le amministrazioni comunali e le associazioni di categoria, come dicevo, e si mettono in contatto attraverso esperienze ed eventi live, con incontri nelle scuole, le visite nell'azienda e poi anche dei workshop tematici che organizziamo in base anche agli indirizzi scolastici. The Work Meet appunto è nato per rispondere a questa necessità di mettere in confronto le imprese con gli studenti attraverso il dialogo diretto e senza intermediari. Quindi gli studenti hanno la possibilità di incontrare direttamente i professionisti delle aziende per rispondere a 3 temi strategici, che sono la necessità delle aziende, le figure professionali che le compongono e l'evoluzione di quello che è il mondo del lavoro. La necessità degli studenti di avere un interlocutore con cui parlare direttamente ed esprimere il proprio punto di vista e anche le proprie aspettative, perché chi sta finendo le scuole adesso ha un'aspettativa di vita diversa rispetto anche a chi ha fondato l'azienda specialmente, ma a chi ci lavora anche oggi, e dopo la necessità di avere informazioni precise e complete sulla realtà imprenditoriale del territorio, prima di tutto per capire quello che è il valore del nostro territorio, che è un'eccellenza internazionale, ma poi anche per fare una scelta consapevole quando si fa la scelta del proprio futuro, che sia entrare nel mondo del lavoro oppure andare a continuare un percorso scolastico. Questa è una foto della prima edizione di Work Meet che abbiamo fatto a Porto Buffolè, dove sono stati presenti quasi 500 studenti. E giusto per darvi un attimo un ordine di grandezza, questi sono dei numeri delle 2 edizioni che abbiamo fatto finora. Abbiamo avuto 850 studenti delle classi di quinta superiore con 12 aziende del territorio, 5 istituti scolastici con circa 15 indirizzi al loro interno, 4 associazioni di categoria, 6 amministrazioni comunali con 4 patrocini ottenuti. Abbiamo organizzato 9 workshop tematici. Agli eventi in cui hanno collaborato poi partecipato anche i collaboratori delle aziende, sono venuti quasi 1 migliaio di collaboratori con le loro famiglie, partecipando anche a dei laboratori didattici per i più piccoli. La seconda edizione si è tenuta il 19 e il 20 settembre del 2025, quindi si è appena svolta ed è stata divisa, a differenza della prima edizione, in 2 giornate. La prima giornata abbiamo organizzato l'incontro tra le aziende e gli studenti. Gli studenti per tutta la giornata divisi in gruppi misti, quindi non indirizzo per indirizzo, ma misti in modo anche da simulare quello che è un futuro team di lavoro all'interno dell'azienda, dove le persone hanno professionalità e punti di vista diversi dalle tue, quindi affrontare i temi è sempre interessante, capire come poterlo fare con persone che hanno un'esperienza diversa dalla tua. Hanno fatto 7 ore di incontri con un totale di 49 ore di incontri totali con 7 aziende, in cui hanno potuto parlare dei temi dell'evento e confrontarsi su quelle che sono le attività delle aziende stesse e anche poi quelle che sono le loro aspettative, come dicevamo prima. Quindi quest'anno ci sono stati 4 istituti con 15 indirizzi scolastici, 350 studenti, 7 aziende con 49 ore di incontri totali. Il giorno dopo abbiamo realizzato una tavola rotonda che è stato il primo punto di feedback con le aziende, le amministrazioni comunali e gli enti di categoria per poter poi costruire quello che sono le attività della roadmap 2025-2026.
E la giornata è continuata con quello che chiamiamo il Family Day, con laboratori fatti da realtà partner del progetto. C'è stata la Confartigianato d'Erzo Motta che ha organizzato un bellissimo laboratorio sul restauro, con dei laboratori organizzati dall'azienda Friuli Intagli per i più piccoli e i loro collaboratori, organizzati con il Ludobus, molto interessanti, sempre vedendo il mondo del lavoro attraverso il gioco, anche in questo caso. E poi c'è stata la presenza della scuola Lepido Rocco con l'indirizzo alberghiero, dove hanno potuto dimostrare quello che stanno studiando, con la presenza dei ragazzi stessi che sono venuti volontariamente il sabato. Alla fine poi abbiamo organizzato questo family party con food truck e la musica e l'intrattenimento, in modo anche da coinvolgere i collaboratori delle aziende stesse, per far vedere anche appunto l'azienda come è impegnata sul territorio, che è sempre molto importante poi. Questa è una foto che abbiamo scattato invece il 19 settembre con la maggior parte degli studenti, perché purtroppo una scuola è dovuta andare via qualche ora prima, però questi sono gli studenti che hanno partecipato, sono tutti quanti ragazzi delle classi quinte, anche con un paio di terze superiori che hanno appunto affrontato i temi con le aziende durante la giornata. E abbiamo messo anche un po' di foto per far vedere come, nonostante ci sia comunque sempre il supporto digitale, uno dei punti fermi che noi teniamo sempre con chi partecipa è che il confronto deve essere un confronto vero, deve essere un confronto gestito. Infatti per ogni azienda l'associazione ha fornito un mediatore in modo che potesse alimentare il confronto tra l'azienda e gli studenti, e quindi dare il più spazio possibile a quello che è il confronto in prima persona tra i professionisti e gli studenti delle scuole. Queste sono un po' di immagini anche dei vari laboratori che sono stati fatti, con questo gadget dato dalla Confartigianato, che era un visore per vedere dei video tridimensionali. E devo dire che ogni azienda comunque si è impegnata molto per dare un'esperienza anche ai ragazzi, sia profonda ma anche il più diciamo di intrattenimento possibile, in modo da farli veramente appassionare ai temi di cui hanno parlato tutto quanto il giorno. Questa è la roadmap 2025-2026, perché le attività di WorkMeet partono con gli eventi all'inizio dell'anno scolastico, quindi a settembre, ma poi continuano fino a fine marzo, primi di aprile dell'anno successivo. Verranno organizzate delle visite in azienda, in cui gli studenti, dopo aver parlato con le aziende a settembre, tra ottobre e novembre potranno andare a visitare l'azienda stessa e vedere coi loro occhi quello di cui hanno parlato. Dopodiché verrà organizzata un'altra tavola rotonda a fine anno, generalmente a inizio dicembre, in modo da fare il punto della situazione su quello che è stato fatto e programmare le attività poi dei laboratori nelle scuole, che verranno realizzati tra metà febbraio e i primi di aprile, dove poi le aziende andranno loro a parlare direttamente con gli studenti e fare appunto dei laboratori tematici per affrontare ancora più in profondità i temi di cui hanno parlato durante i vari eventi. Tutto questo verrà poi presentato, il risultato di tutto questo progetto verrà presentato su quello che è il nostro palcoscenico, che appunto è la rassegna Gaia Jazz Musica Impresa, che tra giugno e luglio 2026 farà la sua 14ª edizione, per cui è un palcoscenico importante, è un palcoscenico frequentato comunque da una comunità che è attenta, che ascolta ed è molto sensibile verso i nostri temi, per cui troviamo che sia veramente uno spazio interessante su cui poi condividere quello che facciamo durante l'anno. Bene, grazie. Grazie. Condivido anche poi la lista dei nostri partner, perché senza questi partner non potremo fare niente. È la cosa più importante, più che altro perché prima di tutto Dotmob ha sempre scelto di lavorare con aziende che operano in maniera virtuosa sul territorio, per cui rappresentano un vero valore e possono anche condividere dei contenuti che sono molto importanti per la comunità. In particolare i partner che abbiamo coltivato anche negli anni, e che poi altri che si sono aggiunti, sono tutti quanti partner che hanno messo veramente il cuore in questo progetto, perché credo
fermamente come noi che la comunicazione con gli studenti per farli crescere, dargli delle informazioni per il loro futuro sia fondamentale, non solo per il futuro delle aziende stesse ma anche per il futuro della nostra comunità e del nostro territorio. Per cui sì, un grandissimo ringraziamento va a tutte quante le aziende che hanno partecipato al progetto, continueranno a partecipare poi anche durante l'attività dell'anno e sicuramente anche poi negli anni successivi per farlo crescere sempre di più. Grazie Francesco. Grazie a voi. È stato interessante il tuo intervento perché hai spiegato esattamente quello che state portando avanti, che non è semplicemente portare degli studenti in azienda o le aziende a scuola a raccontare delle cose. Si tocca con mano, si vive l'azienda, si vive il lavoro, si entra proprio in una logica di quello che è poi il futuro del ragazzo che entrerà poi a lavorare e capire il mondo dell'impresa, perché a volte il tema è proprio questo: le imprese stanno andando avanti e la scuola e i ragazzi non sono allineati o non corrono alla stessa velocità. Ed è il professionista stesso dell'azienda che condivide la sua esperienza, per cui più diretto di questo non ce n'è. Bene, grazie Francesco. Grazie a voi. E questo progetto è possibile, è stato reso possibile grazie anche all'amministrazione comunale di Porto Buffolè, e qui abbiamo l'onore di avere il sindaco Andrea Susanna che ci racconterà appunto come è nata questa collaborazione e il legame che adesso si chiude il cerchio, no, tra l'associazione, i ragazzi, la scuola, le imprese e un'amministrazione comunale che spero possa essere di esempio ad altre amministrazioni comunali per portare avanti questo progetto. Prego Andrea. Grazie Roberto dell'invito, per questa opportunità di parlare di questo progetto, ma faccio un passo indietro, prima vi parlo un po' di Porto Buffolè. Porto Buffolè è il comune più piccolo della Marca Trevigiana, con 750 abitanti, e siamo attenti e ascoltiamo, perché una dote che ci hanno detto anche i nostri partner è che ascoltiamo e recepiamo le opportunità. Quindi a suo tempo con la DotMob ci ha offerto questa opportunità e noi l'abbiamo presa al volo perché ci è sembrata veramente una cosa molto interessante. Come nel tempo passato abbiamo portato a casa Consorzio di Vini Venezia, che adesso ha la sede a Porto Buffolè. Quindi quando parlava del collegamento con vino e cibo, il collegamento con il vino l'abbiamo con il Consorzio Vino Venezia, che ha la sede proprio a Porto Buffolè. Porto Buffolè nella storia era famoso perché la via navigabile dell'Ivenza, quindi da Venezia, si arrivava fino a Porto Buffolè. Quindi Porto Buffolè era un posto dove arrivavano le merci, era il deposito del sale, che all'epoca il sale era la cosa più preziosa. Poi da Porto Buffolè si usava di nuovo le barche per portare i tronchi per costruire Venezia, per fare tutti i basamenti dei vari palazzi di Venezia. Quindi nell'epoca c'è ancora il Monte di Pietà, però c'era la comunità ebraica, quindi Porto Buffolè era veramente una città ricca. Adesso, tra le varie cose che l'amministrazione cerca di portare avanti e vuole far crescere Porto Buffolè in modo importante con queste iniziative, ma riportando anche l'acqua a Porto Buffolè. Infatti, grazie all'intervento che verrà fatto con il bacino dei Prati dei Gai, abbiamo fatto un accordo con la regione di riportare l'acqua a Porto Buffolè. L'acqua, secondo me, è vita, quindi riportare l'acqua a Porto Buffolè è rifar nascere Porto Buffolè, e quindi grazie anche alle associazioni che ci abbiamo creduto e siamo contenti che lavorino per Porto Buffolè e non vogliamo che nessuno ce le porti via perché ormai le sentiamo nostre, e quindi speriamo che il prossimo anno diventi ancora più interessante, perché io lavoro nel settore del mobile e quindi ne parlo sempre anche con i miei clienti di questo bellissimo progetto, e sono contentissimi e orgogliosi e non vedono l'ora di partecipare al prossimo anno con altre iniziative e per farlo sì che diventi sempre più grande. Quindi grazie DotMob di essere venuti a Porto Buffolè. Grazie Andrea. Ed è proprio vero che Porto Buffolè, con la podesteria di Porto Buffolè, era un riferimento per tutto il territorio, e quindi ritornate ad essere riferimento del resto. Chi vive a Porto Buffolè vive in mezzo alla bellezza di un borgo eccezionale
e quindi è contaminato dalla sua storia, dalla bellezza, e quindi non può che fare cose belle, insomma. Allora, chiamiamo adesso la rappresentante della scuola, diciamo così, Raffaella Barro, che è la referente formazione scuola e lavoro dell'Istituto Sansovino Obici di Oderzo, e che appunto ci racconta gli aspetti legati proprio agli istituti scolastici e come questi sono entrati in gioco in questa bella partita. Prego. Buongiorno a tutti, come è stato detto sono la prof Barro, insegno all'Istituto Sansovino Obici, da quest'anno siamo un unico istituto, fino a qualche anno fa erano due realtà diverse, però adesso è un'unica famiglia. Porto anche i saluti del mio dirigente, che è il professor Michele Botteon. Crediamo moltissimo in questo progetto, abbiamo fatto parte alla realizzazione anche della prima edizione. Come referente di PCTO ritengo che ci siano 3 parole che sono state poi nominate oggi, che è conoscenza, dialogo, allineamento. La scuola già da parecchi anni ha la necessità di vedere nel tessuto imprenditoriale il futuro dei propri ragazzi. Si è partiti negli anni scorsi con l'alternanza scuola-lavoro, adesso c'è un nuovo acronimo che è già sorpassato perché si parlerà del futuro, comunque PCTO, percorso per le competenze trasversali e l'orientamento, che dovrebbe trasformarsi a breve, secondo le indicazioni del Ministro, in formazione scuola-lavoro. Quindi che il dialogo tra la scuola e l'impresa debba continuare è assolutamente assodato, quindi abbiamo necessità quindi di dialogare, di comunicare e soprattutto di allinearci. Una delle cose che sono emerse è il fatto che spesse volte la scuola non riesce a dare esattamente quello che il tessuto imprenditoriale in questo momento sta creando e sta cercando, perché le motivazioni sono molte e noi non dobbiamo cercare le motivazioni, dobbiamo cercare di dare delle soluzioni e anche a breve. Sono 2 velocità diverse, la scuola forse è anche un elemento un po', diciamo, lento nelle sue evoluzioni, cosa che invece l'azienda e soprattutto il territorio del Veneto invece ha, noi lo possiamo vedere, ha velocità che sono assolutamente di successo e molto molto belle. L'allineamento quindi è fondamentale, il dialogo è fondamentale e secondo me la formula creata da Dotmob con l'evento di Work Meet è una formula vincente, perché per la prima volta non c'è un racconto passivo, quindi semplicemente un'azienda che arriva e ci racconta e quindi i ragazzi sono seduti un po' come se fossero spettatori del cinema, ma diventano ragazzi con un qualcosa da chiedere e se anche non dovessero parlare è comunque un'osservazione che porta in campo parecchie cose. Io sono seduta in un gruppo, quest'anno abbiamo scelto proprio anche la formula di avere ragazzi di diversi indirizzi seduti insieme di fronte alla stessa azienda per rendermi conto che non sono una cellula unica, ma devo guardarmi intorno, esattamente come l'azienda non è un'unica entità, sbagliamo qualche volta, sbagliano i ragazzi nel pensare che l'azienda A, B, C possa essere legata solo a un determinato settore o a una determinata cosa, invece non ci si rende conto che all'interno di un'azienda non esiste solo l'ufficio amministrativo o la produzione, ma abbiamo un sacco di dimensioni e di sfaccettature dentro le quali io potrei trovare il mio spazio. Quando parlo di comunicazione e di conoscenza, c'è l'altro grande, enorme fattore, è quasi un paradosso. Nel 2025 siamo tutti collegati, i nostri ragazzi hanno la possibilità di conoscere le aziende con un click, basterebbe che entrassero in internet, però se noi chiediamo la conoscenza da parte delle nuove generazioni di quello che è il tessuto imprenditoriale è pari a 0. E quindi è bellissimo vedere che spalancano gli occhi di fronte a realtà che per noi sono normali e che per loro invece non è così. Complice anche una multiculturalità, il fatto che le nostre società adesso non sono più la società di una
di una volta, in cui io sapevo esattamente dove lavorava il mio vicino, dove lavorava mio zio, dove lavorava mio cugino, e quindi conoscevo il nome delle aziende. Adesso nuove aziende, nuove realtà, nuovi campi lavorativi che spesse volte non conosciamo. Portarli ai ragazzi vuol dire già avvicinarli a quello che è il mondo del lavoro. Abbiamo citato Job Orienta, che è praticamente un'eccellenza veneta da parecchi anni, che si svolge a Verona, in cui i ragazzi hanno la possibilità di vedere tutto ciò che il post diploma può offrire, dal lavoro all'università, ITS, eccetera, eccetera. Dove sta la differenza? La differenza nell'attività e nell'evento di Porto Buffolè, la differenza sta nel portare ciò che è vicino a noi e renderci conto che ci sono delle realtà imprenditoriali meravigliose, grandissime, che offrono anche possibilità qualificanti di un certo livello. Questo dialogo parte a Porto Buffolè con ragazzi che si spostano verso un luogo dove troveranno delle aziende, e poi c'è il treno che ritorna quando ritorneranno in azienda. L'anno scorso abbiamo fatto il primo esperimento con una sorta di Obici Orienta, io sono referente del plesso Obici, e queste aziende sono entrate per 2 giorni all'interno del nostro istituto e hanno fatto dei laboratori con le classi quinte. Ecco, questo credo sia il futuro, cioè portare concretezza in quello che potrebbe essere il futuro dei nostri ragazzi, qualsiasi esso sia, perché ci sono dei ragazzi che possono scegliere il percorso universitario, ma già da adesso magari guardare quello che potrebbe essere il loro futuro fra 3, 4, 5 anni. Oppure ragazzi che entreranno da subito nel mondo del lavoro. Se io guardo al mio istituto, e lo paragono chiaramente con un istituto a prevalenza liceale, è ovvio che ho un'utenza il cui 80% andrà ad incontrare il lavoro immediatamente, subito dopo la maturità. Abbiamo un istituto Sansovino che ha il tecnico turistico, geometri e logistica. Sono settori molto ricercati e le aziende stanno ricercando i nostri ragazzi immediatamente dopo la maturità, e se guardo all'Obici, che ha una forte prevalenza professionale, le cose ancora sono più evidenti. Abbiamo un liceo artistico che però è l'unico liceo che permette un inserimento anche senza l'università in sezioni di grafica o di multimediale, e poi abbiamo il sociosanitario, abbiamo il commerciale con un indirizzo di web community, e abbiamo la manutenzione tecnica. Quindi i ragazzi che scelgono un percorso professionale perché vedono, al di là della maturità dei primi 5 anni, subito un'opportunità di lavoro, e noi dobbiamo aiutarli ad aprire gli occhi come scuola, dando loro conoscenze e competenze sufficienti per poter affrontare tutto questo. Noi dobbiamo come scuola ringraziare le aziende da sempre per il semplicissimo fatto che permettono ai nostri ragazzi di entrare ad avere un primo contatto con il mondo del lavoro. Senza di loro non potremmo esserci, e noi sappiamo che negli ultimi anni poi le ristrettezze sulla sicurezza, Sirbes, eccetera, sono talmente grandi che le aziende hanno necessità di dover compilare moduli, eccetera, eccetera, però non hanno mai detto di no all'accoglienza di ragazzi, anche minorenni, affinché possano permettersi di fare una prima esperienza all'interno del mondo del lavoro. Per cui se il dialogo si interrompe siamo finiti come scuola, perché perdiamo la nostra concretezza e il nostro obiettivo finale, e credo viceversa, nel senso che le aziende abbiano bisogno comunque del bacino dei ragazzi che ci sono. Questa formula di dialogo attiva, partecipativa, credo sia una grande risorsa e una grande risposta che non deve sostituire, ma che deve andare in parallelo a tutte le altre iniziative che sono invece magari più conoscitive, come universitarie o altro. Ma ripeto, questa prima conoscenza, questo primo dialogo misto deve essere necessariamente portato avanti. Grazie. Grazie professoressa, è sempre un piacere ascoltare docenti così appassionati. E adesso il mondo delle imprese. Avremo qui adesso
dei rappresentanti, meglio dei direttori del personale, HR director, con la definizione inglese, insomma, rimaniamo nella definizione tradizionale di direttore del personale di imprese importantissime. Chiamo subito Elisa Chioda di Friuli Intagli, capofila tra l'altro del progetto. Ecco, per quanto riguarda questa parte delle imprese chiedo magari qualche minuto di intervento, così riusciamo a stare nella conferenza stampa. Sì. Prego Elisa. Sì. Grazie per l'invito. Allora, io non sono di questo territorio, ho lavorato in diverse regioni e ho anche all'estero, ho abbastanza conoscenza anche di mondo del lavoro all'estero. Penso che in questo territorio sia stato possibile realizzare questo evento per 3 motivi. Uno, il senso di comunità che si vive in questo territorio. Si vive e si vede le persone che tagliano il prato perché deve essere tutto bello ordinato, le sagre che ci sono qua non le vedo in nessun altro territorio. Secondo, la passione e la cultura del lavoro di questo territorio. Io con i miei colleghi in produzione vedo persone appassionate del proprio lavoro. E la terza, imprenditori come quello che ho l'onore con cui lavorare, che credono tanto nella possibilità di poter far crescere la propria azienda in questo territorio, investono anche socialmente, perché se non si cresce, è stato detto prima, ma è proprio così che cresciamo noi come azienda se cresce il territorio. È stata una bellissima esperienza, uno scambio di valore importante. Come azienda abbiamo potuto dare, penso ai ragazzi, con l'evento complessivo, non solo con la nostra azienda, la possibilità di capire che non c'è bisogno che per creare una professionalità debbano cercare tanto lontano. Hanno vicino tante opportunità e se non lo sanno, la scelta che faranno per il proprio futuro non sarà una scelta consapevole. Quindi il nostro senso del dovere nei confronti di questo ragazzo è: fai una scelta consapevole, io ti dico che cosa ti posso offrire. L'abbiamo fatto portando la testimonianza di nostri ragazzi che lavorano, quindi non siamo stati noi azienda a raccontarci, ma sono raccontati i nostri ragazzi che hanno detto qual è stata la loro esperienza. Molti di loro arrivavano anche dagli istituti scolastici presenti e abbiamo portato a casa tanto valore. Ci sono tanti ragazzi stupendi che se indirizzati bene possono dare davvero tanto a questo territorio, a queste imprese, e li abbiamo visti per come hanno interagito nei laboratori che abbiamo fatto, e anche abbiamo trovato un dialogo importante con la scuola. Anche mentre nel buffet parlavamo con i professori, ci si scambiavano dei pareri sui ragazzi col senso comune di cercare di fare quello che possiamo per loro, ed è stato anche questo un bel momento di scambio in un ambiente meraviglioso. Anche l'ambiente fa la differenza. Trovarci in un borgo come Porto Buffolè dà quel senso di rilassatezza, di bellezza che apre la mente, e quindi le cose che ci siamo detti sono passate meglio. Grazie a tutti. Grazie a Elisa Chioda. Adesso chiamiamo Francesca Franzin, HR Director di Quadrifoglio, altra realtà incredibile del nostro territorio, e che ci racconterà magari appunto l'esperienza e come i nostri imprenditori su questi temi siano ormai molto avanti e all'avanguardia. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per questa meravigliosa opportunità. E io appunto sono Francesca Franzin e rappresento Quadrifoglio Group. Porto i saluti anche del dottor Cia, amministratore delegato di Quadrifoglio Group, nonché socio titolare. E la nostra esperienza in queste attività è iniziata tanti anni fa. Dal 2019 facciamo parte appunto di un gruppo di eccellenza che lavora sulla sostenibilità, che è di Confindustria Veneto Est, e già lavoravamo con le scuole, quindi insomma quando ci hanno presentato questo progetto l'abbiamo accolto a braccia aperte, perché si sposava proprio con i principi di sostenibilità che portiamo avanti da alcuni anni. Sostenibilità che non vuol dire solo misurare l'impatto ambientale, la carbon footprint, ma vuol dire anche sostenibilità sociale. Noi come HR abbiamo
veramente il dovere di trasferire al territorio, anche dal punto di vista etico, quello che noi possiamo offrire. Quindi questo progetto si inserisce in un macro progetto che è proprio quello rivolto alla sostenibilità. E abbiamo appunto accolto il progetto a braccia aperte, lo abbiamo portato avanti e abbiamo visto anche entusiasmo all'interno dei nostri collaboratori, perché il più bel progetto senza le persone rimane solo un progetto e non si riesce poi a portarlo a terra. Quindi abbiamo cercato di agganciare subito i nostri collaboratori in azienda, li abbiamo portati a testimoniare all'interno appunto di questo evento. Abbiamo voluto portare sia collaboratori senior, quindi persone che hanno avuto un excursus importante all'interno dell'azienda, che giovani ragazzi che hanno potuto portare la loro esperienza, come appunto ha anticipato la dottoressa Chioda. Quindi abbiamo voluto portare tutte quante un po' le professionalità che ci sono all'interno dell'azienda, all'interno di Work, per far capire ai ragazzi cosa le aziende possono offrire, quali sono le professionalità che le aziende cercano, perché è così, con la consapevolezza, che poi i ragazzi possono fare delle scelte giuste, delle scelte bilanciate. Se non si conoscono le aziende, non si conoscono le professionalità, si fanno delle scelte tante volte che magari non sono così poi centrate. Quindi l'evento è stato fatto in presenza e anche questo ha un grosso significato, perché ormai i ragazzi vivono tutto quanto online tramite i social e la presenza ha ancora valore. Abbiamo visto comunque che i ragazzi erano agganciati, ascoltavano, quindi chi faceva più domande, chi magari è più timido, però tutti quanti erano comunque attenti. Questo vuol dire che la presenza ha ancora valore. Ci sono tante attività anche diciamo online, quindi dove le aziende si presentano, però essere lì presenti in un contesto comunque bello, in un contesto diverso dal solito, dà ancora più valore a questa attività, a questo evento. Quindi ringrazio sicuramente tutta l'associazione per la possibilità anche di farci conoscere nel territorio, di farci conoscere dai ragazzi e dalle scuole. E che dire, speriamo di aver trasferito qualcosa a questi ragazzi, perché comunque l'azienda ha sempre di più anche la responsabilità etica di trasferire al territorio le possibilità che ci sono, e credo che anche se avessimo agganciato un solo ragazzo comunque avremmo fatto qualcosa di buono. Grazie. Grazie alla dottoressa Franzin. Adesso Elena Predron, marketing manager della ditta Tinet. Anche lei, anche la società Tinet ha partecipato attivamente a questo evento. Prego. Sì, buongiorno a tutti, ringrazio da parte di Tinet. Noi è molti anni che crediamo nel progetto di Work. In realtà c'è da dire una cosa, Tinet, che è un'azienda che vende tecnologie ad altre aziende, ha 44 anni di storia e nella sua storia c'è sempre stato un mantra, quello di cercare talenti molto giovani. Io la rappresento, io ho 26 anni, faccio la responsabile marketing, quindi sicuramente è un'azienda che crede nei giovani, di prendere questi ragazzi, investire e fargli imparare un mestiere. Però scegliere il mestiere che vuoi fare, io pochi anni fa ero loro, cioè scegliere quello che vuoi fare è molto difficile. E fondamentalmente i ragazzi si devono fare 3 domande, ma avere anche la consapevolezza che si devono fare queste 3 domande è tanto. E secondo me le 3 domande sono: che tipo di settore voglio lavorare, che tipo di ruolo voglio avere e, i più sofisticati, che dimensione vorrei che avesse l'azienda, una startup, una multinazionale, una PMI. E dove ti fai queste domande? E come fai anche a rispondere se non esistono realtà come di Work? Perché in Italia c'è questa tendenza di avere dei ruoli molto vaghi, l'impiegata, il commerciale, il tecnico, ma nel nostro caso specifico, un tecnico che mette a posto le stampanti per le tipografie è una cosa, un tecnico che fa la cyber security è un'altra. Il commerciale che segue la parte di prevendita è una cosa, servono delle skills, delle capacità che sono diverse da chi mantiene la relazione col cliente.
E la scuola è fondamentale, io sono del Sansovino, quindi è molto bello vedere i miei, diciamo, gli studenti che sono venuti dopo di me a questi eventi, ma questo livello di concretezza e di, come dicevano molti colleghi, di consapevolezza lo fa D-Work e quindi permette anche a noi aziende che investiamo nei giovani di avere dei ragazzi che partono già motivati a monte, perché hanno già fatto una selezione a monte e hanno scelto di essere lì. Non sono arrivati perché è capitato, bene, devo trovarmi un lavoro, ma c'è stata una scelta di settore, di ruolo e di tipologia di azienda. Quindi grazie a queste realtà che ci permettono, insomma, di investire nei giovani e di farci crescere e di essere indipendenti. Grazie molte. Grazie dottoressa Pedron. Adesso presidente di Confartigianato, imprese Uderzo e Motta, Antonio Tolotto. Adesso qui abbiamo la rappresentanza del mondo artigianale, no? Quindi il mondo delle piccole e medie imprese, piccolissime anche imprese, che sono il 90% del nostro sistema produttivo. Prego, presidente. Esatto. Bene, intanto ringrazio dell'occasione, ringrazio DotMob, perché noi siamo entrati solo quest'anno. L'anno scorso vi abbiamo conosciuti, si direbbe di striscio, proprio nella tavola rotonda finale, però ci è piaciuto subito l'idea, perché nel nostro DNA di artigiani c'è quello di cercare di avere qualcuno che continuerà la tua professione. E stiamo vivendo questo momento. I boomer stanno andando in pensione, le aziende si stanno chiudendo e non abbiamo ricambi. Quindi questo è un primo problema che stiamo affrontando come artigianato e tutte le occasioni per seminare un interesse verso il nostro mondo noi lo cogliamo. E quindi a Oderzo, con Porto Buffolè attaccato, non era possibile sfuggire a questo appuntamento. Quindi lo abbiamo preso subito, ci abbiamo creduto. E quindi in questo evento dell'anno, al quale abbiamo partecipato attivamente per la prima volta, ci siamo posti un obiettivo: come riuscire a rendere interessante il nostro mondo artigiano, che è variegato. Abbiamo tantissime professionalità, ai ragazzi. Quindi abbiamo deciso di presentarci intanto come associazione, perché come associazione del territorio noi facciamo i 70 anni quest'anno, quindi abbiamo una storia, abbiamo fatto crescere le aziende, gli abbiamo dato supporto, aiuto. Ecco, quindi partendo da questa conoscenza del far conoscere i ragazzi, abbiamo detto qual è il modo migliore per parlare a loro. Quindi abbiamo cercato di mettere insieme un misto di nuove esperienze virtuali, di video creati in maniera anche simpatica. Quindi abbiamo sfruttato il loro linguaggio, che sono i social. Speriamo di aver indovinato, almeno i primi feedback ci danno ragioni su questo. E in più abbiamo cercato di creare un contatto, quindi il contatto l'abbiamo creato, abbiamo visto prima il visore dato come gadget, che quindi i ragazzi poi potranno adoperarlo per giocarci o per vedere certe cose, e soprattutto quel giorno là, qui dentro c'è il visore in questa busta qua che abbiamo consegnato a loro, abbiamo consegnato questo foglio con 2 QR code. Un QR code era per poter avere un'esperienza virtuale quel giorno là. Il secondo QR code invece è per poter accedere al sito che abbiamo creato appositamente per quell'evento, perché i ragazzi siano in contatto con noi. Il nostro obiettivo è quello, da oggi, da quel giorno in futuro, di dare a loro, di consegnare a loro continuamente delle piccole pillole, dei suggerimenti, delle informazioni, delle risposte alle loro domande, perché abbiamo creato anche un posto dove possono chiederci, dove possono chiedere anche alle aziende direttamente se sono interessati per un posto di lavoro. Quindi la nostra preoccupazione è stata: creiamo un contatto e vediamo di svilupparlo nel futuro. Seminiamo, perché siamo sicuri che non raccogliamo oggi,
ma nel futuro raccoglieremo qualcosa. Quindi ecco, questo è stato il nostro intento e spero vada a buon fine. Insomma. Grazie Presidente. Ecco, vorrei fare omaggio di questo grazie. al Grazie. consigliere Bette, che così può divertirsi anche lui. Ringrazio il Presidente e auguro un felice anniversario per i 70 anni di Confartigianato. È un traguardo non da poco, ma questo significa che il mondo delle imprese artigiane è proprio dentro il nostro DNA e sono fondamentali per il nostro futuro e hanno capito che investire sui giovani garantisce ancora il futuro. Adesso chiamo come ultimo relatore Attilio Momi, che è Managing Partner di Hombay & Co., che concluderà, diciamo, gli interventi legati al mondo delle imprese e poi andiamo a chiudere appunto questa conferenza stampa. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Come agenzia noi partecipiamo a questo progetto dalla sua nascita. Siamo una parte fondamentale della creazione del progetto. Siamo un'agenzia che lavora per lo sviluppo del business, quindi lavora con consulente aziendale per altre aziende e raccogliendo quello che le aziende ci confidano o per le quali parliamo per fare, ad esempio, delle attività di recruiting, la questione del dove trovare dei giovani che siano disposti ad investirsi nelle aziende. Allora, devo dire che il problema di trovare giovani che sono disposti a investirsi nelle aziende magari non è mai stato un problema, cioè li abbiamo sempre avuti. Quello che mancava era un trade union che potesse liberare il campo fra i giovani e le aziende stesse, cioè non ci fossero interlocutori intermedi che purtroppo, anche se facendo del bene, ma fanno un filtro a tutto quello che è l'attività. Quello che è stato estremamente interessante quest'anno nella seconda edizione, che ovviamente è maturata rispetto alla prima, è stato riavvicinarsi per le aziende che hanno partecipato alla prima edizione ancora di più ai ragazzi, sviluppando un contatto che ha dato i suoi frutti, ma si sono visti subito, si sono visti i ragazzi estremamente partecipi, stimolati, sono resistiti per 7 ore. L'anno scorso hanno chiesto che volevano vedere più aziende, quest'anno ne hanno viste 7. Hanno fatto dalle 9 di mattina alle 5 di sera, con una pausa, un break di un'ora, un incontro di una dopo l'altra. Sono arrivati alla fine non penalizzando l'attenzione verso gli argomenti che potevano essere più interessanti. Poi una nota per me indispensabile in questo momento è il contributo che Confartigianato ha dato all'evento. È stato un contributo straordinario, perché non dimentichiamo che comunque l'artigianato è la spina dorsale che negli anni 60 e 70 ha fatto nascere l'imprenditoria veneta. Confartigianato ha fatto vedere ai ragazzi quello che è l'artigiano oggi, che non è più l'artigiano di ieri. Si sono presentati intanto il tema della casa, quello che c'è dentro, gli impianti tecnici di una casa. Si sono presentati con riscaldamento a parete con una termocamera per valutare la funzionalità dell'impianto, nuovi impianti integrati, quindi non sono più i caldaisti, adesso ci sono dei tecnici che programmano dei sistemi integrati con la pompa di calore, con pannelli solari, quindi hanno fatto vedere quello che è veramente l'evoluzione anche del nostro artigianato, che è un'azienda a tutti gli effetti, perché hanno degli specialisti, ma soprattutto come Confartigianato, come tutte le altre aziende che hanno partecipato, hanno fatto vedere che nelle aziende esistono i percorsi di crescita e di formazione. Questo è fondamentale, che questo qua dà ai ragazzi una visione a lungo termine, una motivazione per investire se stessi nelle aziende stesse. Quindi aspettiamo in questo momento solo la terza edizione, stiamo lavorando per questo.
Grazie a Attilio Momi. Bene, andiamo a concludere questa conferenza stampa raccogliendo gli spunti e gli approfondimenti insomma, che sono emersi. La Regione è vicina a questo progetto, lo sosterrà anche e saremo sicuramente presenti anche alla prossima edizione e questo, ripeto, è un modello di rapporto tra scuola, mondo dell'impresa e comunità che deve essere secondo me replicato poi in tutto il Veneto perché ha delle potenzialità veramente enormi. Grazie a